Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. La memoria sporcata, polemiche e scambi di accuse dopo le commemorazioni della strage di Capaci svoltesi ieri a Palermo. Al centro della disputa i momenti di tensione tra polizia e i partecipanti alla contromanifestazione del pomeriggio. Salviamo l'albero di Falcone. Concluse le iniziative per ricordare l'eccidio del 92, siamo tornati in via Notarbartolo, dove il ficus, simbolo di legalità, rischia di morire. Si moltiplicano gli appelli a intervenire con urgenza. Sgomberato a Castelvetrano, l'ex cementificio occupato da migranti. Gli irregolari saranno identificati e trasferiti in un centro di permanenza per i rimpatri. Irregolari destinati al campo gestito dalla Croce Rossa. Il decreto del ponte sullo stretto da questa mattina al vaglio del Senato. In caso di via libera andrà convertito in legge entro fine mese, poi potranno partire i lavori. Cinema e fiction premiano la Sicilia. Dopo numerose candidature ai Davidi di Donatello arrivano quelle ai Nastri d'Argento per le serie TV. La nostra isola sempre più al centro della scena, tra attori, registi e set per produzioni di grande visibilità. Calcio, lavoro in corso per il nuovo Palermo, domani ultimo allenamento stagionale, ma si pensa già alla prossima annata, ha confermato l'allenatore Corini. La preparazione estiva si svolgerà in Trentino. Bentrovati. Coda agitata e piena di polemiche per le commemorazioni della strage di Capaci svoltesi ieri a Palermo e momenti di maggiore tensione tra polizia e manifestanti che hanno dato vita alla contromanifestazione del pomeriggio potrebbero avere un seguito in tribunale. Manlio Viola. È il giorno delle polemiche all'indomani del 31esimo anniversario della strage di Capaci. Manifestazioni, quelle di ieri, sporcate da scontri fra manifestanti e polizia a pochi passi dall'albero Falcone. A ingenerare il clima di tensione è stata la contromanifestazione alla quale ha aderito anche la CGIL, in aperta polemica con le manifestazioni ufficiali organizzate dalla Fondazione Falcone, come ogni anno, alle quali erano invitate le istituzioni. Al grido di "fuori la mafia dallo Stato", gli aderenti al secondo corteo hanno percorso il centro città partendo dall'università, ma il loro corteo era autorizzato inizialmente fino al Giardino Inglese, poi fino a Piazza Alberico Gentili, a un centinaio di metri in linea d'aria dall'albero Falcone. Una limitazione che gli antagonisti non hanno tollerato, tentando di forzare il cordone di polizia mentre erano in corso trattative. È qui che le versioni della questura e quelle dei manifestanti diventano opposte. Per la polizia le trattative avrebbero permesso ai manifestanti di arrivare all'albero Falcone se solo avessero abbandonato amplificazione e strumenti di disturbo del previsto minuto di silenzio, ma un centinaio degli stessi manifestanti sarebbero entrati in contatto per forzare il cordone. Un funzionario e 2 poliziotti sono rimasti feriti lievemente con prognosi da 10 a 15 giorni e la Digos promette denunce. Sono in corso le analisi dei filmati per l'identificazione dei responsabili, ma da Rifondazione Comunista l'aver forzato il blocco viene rivendicato come un risultato positivo e democratico. Il tentativo di tenere lontano un pezzo importante della città dalle fronde dell'albero Falcone è fallito, dicono. I cordoni delle forze dell'ordine sono stati attraversati da un fiume in piena variamente composto, sostengono. Di certo il risultato degli oppositori è stato raggiunto, il minuto di silenzio è stato sporcato da tensioni e polemiche e la memoria è passata in secondo piano lasciando spazio agli scontri. Ma scambio di accuse e versioni contrastanti fra manifestanti e forze dell'ordine sono soltanto all'inizio probabilmente. Sono contro ogni forma di violenza e non mi occupo di ordine pubblico, sono scelte che spettano alla questura, taglia corto Maria Falcone, che dice poi: mi dispiace che siano avvenuti questi scontri di cui non mi sono resa conto. Spenti i riflettori delle manifestazioni per ricordare la strage di Capaci, siamo tornati in via Notarbartolo a Palermo, dove l'albero di Falcone rischia di morire. Necessari provvedimenti urgenti per il ficus, simbolo di legalità e di memoria. Marco Gullà. Simbolo di legalità, icona del no alla mafia. L'albero Falcone però sta male, è a rischio. Piantato a Palermo in via Notarbartolo davanti al palazzo in cui abitavano i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, vive con difficoltà. Nel corso delle celebrazioni del 23 maggio, Maria Falcone ha ribadito l'allarme lanciato già qualche giorno fa. Questo albero è in pericolo perché la sua chioma e le sue radici sono costrette in un'aiuola piccola. Quindi bisogna fare una campagna affinché l'albero Falcone viva e non cada, perché sarebbe una
una perdita per tutta l'Italia. Oggi siamo tornati in via Notarbartolo, le condizioni dell'albero preoccupano anche i residenti. Che è giusto salvarlo, è un simbolo ormai. E quindi si daranno da fare, spero che ci riusciranno. Un albero così è sicuramente un problema per le fondamenta, le radici eccetera, però è altrettanto un problema fare qualche cosa perché sicuramente è una memoria importante. Non so, volevo accertarmi di persona, ho visto effettivamente è un problema. È un albero talmente importante, è divenuto, che deve essere preservato, salvaguardato, è un monumento, ricordiamo, della legalità e come tale deve essere salvaguardato in tutti i suoi aspetti. Lui, che fa il portiere nel palazzo dove viveva Giovanni Falcone, spera che adesso ci sia maggiore attenzione nei confronti dell'albero. Negli ultimi tempi non ho mai visto nessuno, né per il controllo sulla sua sicurezza, né per la potatura, non ho mai visto nessuno negli ultimi tempi. Gli specialisti hanno comunque garantito una sorveglianza del ficus per controllare lo stato di salute e garantire la pubblica incolumità. Catania ha ricordato la strage di Capaci anche con un corteo e una affollata manifestazione per la legalità davanti a Palazzo di Giustizia, organizzata dalla giunta etnea dell'Associazione Nazionale Magistrati. Natale Bruno. La cattura di Matteo Messina Denaro è stato il motivo dominante che ha caratterizzato le commemorazioni del 31esimo anno della strage di Capaci. A Palermo come a Catania in tanti si sono posti tante domande che poi non sono altro che gli interrogativi attorno alla disfatta del boss di Castelvetrano, gravemente ammalato e non più in condizioni di governare Cosa Nostra. Anche nella città etnea un momento di confronto nell'atrio di Palazzo di Giustizia sulla scalinata per ricordare il giudice assassinato assieme alla moglie e a 3 agenti di scorta, il neopresidente della sezione catanese dell'Associazione Nazionale Magistrati. Questo è un anno importante perché insomma è stato caratterizzato da la cattura, l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. Quindi che valore ha questo anniversario oggi, proprio in quest'anno così importante? Anche a distanza di tempo la giustizia arriva. La giustizia purtroppo può avere i suoi tempi, le indagini possono essere molto complesse, l'accertamento di fatti faticoso e anche doloroso, ma alla fine lo sforzo della magistratura, delle forze dell'ordine, in un evento come quello che lei ha menzionato, è stato premiato e ci insegna tanto sul fatto che la scelta giusta da fare è la scelta della legalità e chi fa scelte diverse evidentemente non paga. Nel giorno della ricorrenza dell'eccidio di Capaci il principio ribadito da tutti è stato quello che la legalità si costruisce tra i banchi di scuola perché i bambini vengano sin dalla loro giovane età a contatto con quei principi fondamentali scritti nella Costituzione. Alle scuole che si comincia, quindi alle nuove generazioni, per dare le basi del rispetto delle regole intanto e quindi del rispetto degli altri. La scuola rappresenta sicuramente il luogo ideale perché tutto ciò avvenga e su questo si sta impegnando l'Associazione Nazionale Magistrati con il progetto Legalità. Al termine del concerto è stata posta una targa commemorativa sull'albero di ulivo dedicato a Falcone e Borsellino. Resta in gravi condizioni il cinquantenne colpito con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella zona dei cantieri navali a Palermo. L'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico per il ferimento, è stato fermato il vicino di casa e secondo una prima ipotesi investigativa l'aggressione potrebbe essere collegata a una lite scatenata da un apprezzamento di troppo su un familiare. L'aggressore rischia l'accusa di tentato omicidio. Un 19enne è stato fermato dalla polizia a Lentini, vicino a Siracusa, perché è ritenuto l'autore del ferimento a colpi d'arma da fuoco di un trentenne la notte del 12 maggio scorso al culmine di una lite durante i festeggiamenti per il patrono Sant'Alfio. L'aggressore si era poi dato alla fuga. Il 19enne deve rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi. È scattato questa mattina a Castelvetrano lo sgombero dell'ex cementificio occupato da migranti. Sul posto, vasto spiegamento di forze dell'ordine, Croce Rossa e azienda sanitaria. Gli irregolari che al momento occupano la struttura saranno identificati e trasferiti al centro di permanenza per i rimpatri di Milo. I regolari verranno invece destinati al campo gestito dalla Croce Rossa. Laura Spanò.
Iniziata stamane l'operazione di sgombero dell'ex cementificio Castelstruzzi Selinunte che si trova tra Castelvetrano e Campobello di Mazara. L'operazione, coordinata da questura e prefettura, ha visto coinvolti 120 tra carabinieri, poliziotti, finanza, vigili del fuoco e poi operatori della Croce Rossa e ASP di Trapani. La struttura, da tempo abbandonata, viene occupata da migranti che raggiungono Campobello per la raccolta delle olive. Ne arrivano a centinaia e vivono in situazioni di estremo degrado. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 2021 un incendio devastò il campo provocando la morte di un migrante, Omar, di 41 anni, della Guinea. L'uomo stava dormendo quando venne avvolto dalle fiamme. Ancora stamane all'interno della struttura era presente un gruppo di migranti residenziali che sono stati invitati dai mediatori culturali a recuperare gli effetti personali e lasciare il campo. I migranti irregolari saranno trasferiti nella sede del commissariato di Castelvetrano per l'identificazione e il fotosegnalamento, poi saranno trasferiti al CPR di Milo a Trapani. I migranti regolari verranno accolti invece nel campo allestito dalla Croce Rossa nell'ex oleificio Fontane d'Oro di Campobello. Droga e cellulari all'interno della casa di reclusione di Noto. A fare da tramite tra parenti e detenuti sarebbe stato un sovrintendente della polizia penitenziaria in cambio di denaro. Dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Siracusa sono emerse responsabilità penali anche a carico di almeno altre 3 persone, tra cui un complice dell'agente incaricato del ritiro del denaro e poi 2 donne parenti di un detenuto. È in discussione in queste ore al Senato il decreto sul Ponte dello Stretto. L'approvazione a Palazzo Madama, dopo quello della Camera, darebbe il via libera alla conversione in legge da perfezionare entro fine mese e alla successiva procedura di inizio lavori. Giusy Lazzara. Il decreto Ponte sullo Stretto è arrivato al capolinea. È cominciata al Senato la discussione che dovrebbe portare alla conversione in legge. La Camera aveva dato il via libera il 16 di maggio con il voto di fiducia. Ieri è stato superato anche uno degli ultimi passaggi critici, con la bocciatura della pregiudiziale di costituzionalità sul decreto Ponte, presentata dall'opposizione. Il documento ha avuto 99 voti contrari, 49 favorevoli e 4 astenuti. Adesso, se il Senato darà il via libera, il decreto dovrà essere convertito in legge entro la fine di maggio e da qui potrebbe partire la procedura di costruzione. L'opera infrastrutturale da più di 50 anni fa discutere, già costato 300 milioni di euro per tenere in piedi la società Ponte sullo Stretto, andata adesso in liquidazione. Nel frattempo è stato definito il progetto dell'infrastruttura del record. Il piano dei lavori prevede la costruzione del ponte sospeso più lungo del mondo, con una lunghezza complessiva di 3.660 metri e una campata sospesa di 3.300 metri. L'impalcato avrà una lunghezza totale di 61 metri e le 2 torri poste a terra saranno alte 399 metri. Il sistema di sospensione sarà formato da 2 coppie di cavi. L'impalcato, secondo il progetto realizzato da WeBuild, accoglierà 2 carreggiate stradali che avranno 3 corsie per direzione, 2 di marcia e 1 di emergenza e una sede ferroviaria a doppio binario. Il progetto del ponte sullo Stretto prevede anche l'attraversamento di oltre 6 milioni di veicoli l'anno e di 60.000 treni. Il governatore siciliano Schifani si piazza penultimo nella consueta classifica del gradimento dei presidenti di regione. Schifani, di Forza Italia, eletto a settembre scorso, ottiene il 26%, seguito da Cristian Solinas, del centrodestra, presidente della regione Sardegna, con il 20%. Luca Zaia, della Lega, governatore del Veneto, con il 69% dei consensi, è il presidente di regione più gradito, secondo questo sondaggio SWG effettuato su un campione di oltre 10.000 persone nel periodo marzo-maggio. Avrebbero falsato gli esiti dell'inchiesta sulla morte del piccolo Luigi, il neonato di Gela, morto 7 anni fa dopo un intervento in ospedale, e per loro la procura etnea ha chiesto la condanna a 2 anni. Il papà Giuseppe e la mamma Norina chiedono che la vicenda processuale acceleri per evitare la prescrizione. Gerry Italia.
C'è stato forse il tentativo di coprire un grave errore medico alla base della vicenda che è costata la vita al piccolo Luigi Messina, morto dopo pochi giorni dalla nascita nell'estate di 7 anni fa. Per i 3 periti che all'epoca dei fatti vennero incaricati dalla Procura di Catania di effettuare gli accertamenti autoptici e definire le cause del decesso, la Procura etnea ha richiesto la condanna a 2 anni di reclusione per falso in atti d'ufficio. Nella loro perizia avrebbero cercato di falsare gli esiti durante l'inchiesta che intanto era stata avviata nei confronti dei medici arrivati dall'ospedale San Vincenzo di Taormina per intervenire sul neonato. I 3 specialisti sono già stati rinviati a giudizio per quella morte. Ci sarebbe stato un errore nell'operazione per correggere l'apertura del dotto di Botallo, determinando invece la chiusura dell'arteria polmonare sinistra. Fu necessario un secondo intervento per i PM etnei, però ormai tardivo. I danni, ha spiegato il PM Fabrizio Aliotta, erano ormai irreversibili. Luigino morì poco dopo, ad appena 10 giorni dalla sua nascita, gettando nella disperazione il padre e la madre, che però avviarono una battaglia giudiziaria per accertare la verità. Nel corso dell'inchiesta i 3 periti invece negarono il nesso di causalità tra la morte del piccolo e l'errore medico. Tutti gli altri consulenti, anche nominati successivamente, però ricondussero l'accaduto all'errore chirurgico dei sanitari. Oggi arriva la richiesta di condanna per falso, un importante passo avanti nella battaglia per la verità portata avanti dal 2016 da papà Giuseppe e mamma Norina. Ormai sono quasi 7 anni che noi portiamo avanti questa battaglia per ricercare la giustizia, e non solo di nostro figlio di Luigi, ma anche di tante altre persone vittime di malasanità che non hanno manco la giustizia di venire riconosciuto il grave errore che viene fatto. Il timore però adesso è che il processo principale, quello ai 3 medici ancora in primo grado, possa finire in prescrizione. C'è un zero rischio che lo stesso vada in prescrizione, dovuto anche al fatto di questa perizia che è stata ritenuta falsa dei consulenti della procura, che comunque ha fatto perdere degli anni e ha fatto sì che il procedimento principale andasse in prescrizione, molto probabilmente. La Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta sulla morte di Angelo Lombardo, 76 anni, morto improvvisamente il 21 aprile scorso all'ospedale Sant'Elia. La famiglia dell'uomo ha presentato denuncia ed è stata già eseguita l'autopsia. Secondo la ricostruzione della figlia, il padre aveva avvertito forti dolori, in particolare alla spalla e sotto le costole. Al triage è stato assegnato il codice verde e dopo una lunga attesa della TAC non sarebbe emersa la gravità del quadro clinico. Poche ore dopo l'uomo è morto. L'Etna si riaccende nella notte dopo la conclusione della fase eruttiva che aveva portato allo stop dei voli all'aeroporto di Fontanarossa per la caduta della cenere. La notte scorsa, intorno alle 2, è ripartita una debole attività stromboliana al cratere di sud-est. Il tremore vulcanico mostra la tendenza a incrementare e l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un bollettino di allerta per il volo di colore arancione, ma al momento non ci sono ricadute sulla operatività dell'aeroporto. Cinema e serie TV premiano la Sicilia. Dopo la pioggia di candidature ai David di Donatello arrivano quelle dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2023, una nuova vetrina per la nostra isola. Eva Spappinato. Risoluto il mistero dell'omicidio Gambino. Va bene che siete latitanti e vi dovete nascondere, ma almeno quando attraversate la strada fatevi vedere, però. È un momento d'oro per la Sicilia da film, ma anche da serie TV, docufilm, fiction. Dopo la pioggia di candidature ai premi David di Donatello, 17 di cui 14 solo per La stranezza di Roberto Andò, che ha portato a casa 4 statuette, arrivano 6 nomination per i Nastri d'Argento dedicati alle serie TV. Siccome non potevo più essere un eroe, ho deciso di diventare quello in cui mi avevano trasformato. Il cattivo. The Bad Guy, serie girata in Sicilia, vede candidati Luigi Locascio come attore protagonista, Claudia Pandolfi come attrice protagonista e la giovane siciliana Selene Caramazza come attrice non protagonista. Incastrati 2 di Ficarra e Picone invece è in corsa per la sezione migliore serie commedia, con Tony Sperandeo candidato come attore non protagonista. E se sopravvive però gli rimane qualche strascico? Morte! L'ora, Inchiostro contro Piombo, è candidata nella sezione docuserie.
L'ora, edizione straordinaria, tutti i facci tagli Palermo in prima pagina. La Sicilia si conferma fucina di giovani talenti e set cinematografico a cielo aperto sia per grandi produzioni internazionali come l'americana The White Lotus girata a Taormina che per le importanti produzioni italiane. Domani a Palermo partiranno le riprese del Gattopardo, a Catania sono in corso le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone e della fiction Mediaset. Vanina Guarrasi, protagonista la siciliana Giusy Buscemi. Beh, sicuramente in questo momento, oltre ad essere apprezzata per la sua bellezza e quindi essere usata come set, la Sicilia ospita storie originali, storie scritte, pensate, storie anche vere, vissute nel territorio. Paolo Briguglia, che nei 100 passi interpretava il fratello di Peppino Impastato e che darà il volto a Ignazio Florio nella nuova serie I Leoni di Sicilia, conferma come le piattaforme streaming siano diventate chiave di volta per far arrivare le storie originali siciliane in tutto il mondo. Sicuramente le piattaforme aiutano perché adesso c'è molto più richiesta, no? Di prodotti, si girerà e si continuerà a girare tantissimo. E poi c'è questa generazione di attori che, insomma, alla quale io appartengo e che sta facendo benissimo, cioè stiamo veramente, come dire, tirando fuori tantissimo talento. 1, 2, 3, 4. Ci fermiamo un minuto, subito dopo la pausa il calcio con i lavori in corso a Palermo. State con noi. Riprendiamo con le notizie. Venerdì 26 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea e contestualmente sul sito internet del Comune di Catania il bando di gara per l'affidamento della gestione del complesso polisportivo Angelo Massimino di Catania e di Cibali per 10 anni, prorogabili per altri 10. Per presentare le offerte ci saranno 45 giorni di tempo da venerdì 26. Lavori già in corso per il nuovo Palermo, la società Rosanero conferma il tecnico Corini e ufficializza la sede del ritiro estivo. Si terrà in Trentino. Marco Gullà. A meno di clamorosi ribaltoni e colpi di scena sembra ormai assodato che Eugenio Corini resterà l'allenatore del Palermo anche per la prossima stagione. Il City Group ha sciolto ormai le riserve e darà ancora una volta fiducia a Corini, che però ha chiesto rinforzi per un campionato da protagonista. Work in progress, il Palermo domani terminerà intanto gli allenamenti e poi ci sarà il rompete le righe, ma la dirigenza dovrà iniziare a lavorare per allestire la squadra. Intanto è già stato deciso dove il Palermo sosterrà il ritiro precampionato, ovvero in Trentino Alto Adige. Il club rosanero ha scelto di suddividere la preparazione in 2 tappe e 2 location, seppur vicine tra loro, dal 9 luglio e fino al 4 agosto. I rosanero si alleneranno a Pinzolo e a Ronzone. In ritiro sicuramente ci sarà Matteo Brunori, ormai leader indiscusso dei rosanero. L'attaccante, nonostante le sirene di mercato, prolungherà il contratto fino al 2027. Il futuro di Valerio R, invece, con molta probabilità, sarà lontano da Palermo. La società rosanero sta riflettendo sull'organico della prossima stagione. In ballo ci sono delle valutazioni sui giocatori in prestito e Verre rientra tra questi. Il calciatore non rientrerebbe nemmeno nei piani tecnici di Eugenio Corini. Al di là delle polemiche per gli scontri di ieri pomeriggio al corteo di Palermo per Falcone, colpisce enormemente la marea di iniziative che si sono svolte in Sicilia in memoria di Capaci e contro la mafia, con migliaia di giovani protagonisti. Soltanto in provincia di Catania, a Mister Bianco, l'amministrazione ha girato in pullman per incontrare gli studenti, un tour della legalità a cui le scuole hanno risposto con entusiasmo, innalzando anche striscioni per la pace. A Randazzo è stato piantato un albero per ricordare Giovanni Falcone, ad Acicatena è stata accesa la lampada della legalità, a Caltagirone il corteo studentesco è stato vissuto come un segnale importante per il futuro, a Paternò i ragazzi hanno esposto cartelloni sulla musica dei 100 passi, a Fiumefreddo gli alunni hanno appeso messaggi sull'albero dedicato a Falcone e così via. Le giovani generazioni siciliane hanno definitivamente voltato le spalle alla mafia che, come Mattarella, considerano sì un cancro, ma certo non invincibile.
anche se l'infiltrazione mafiosa resta ancora dura a morire, come a Castiglione, dove il comune è stato sciolto dal governo per ingerenze acclarate della criminalità. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.